If you work as a manufacturing facilities engineer, installing a new piece of equipment can be as complex as the machinery itself. From prep work to alignment and testing, it's your team's job to put it all together. That's why it's good to have Grainger on your side. With industrial-grade products and next-day delivery, Grainger helps ensure you have everything you need close at hand through every step of the installation. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. I podcast di LCN Sport. Buongiorno amici di Diario 1912 La Calcio Lecco Day by Day. Oggi è lunedì 26 maggio 2025. Abbiamo visto ieri andare in scena le semifinali d'andata dei playoff di Serie C. Spettacolo oggettivamente c'è stato a Cerignola e lo spettacolo l'ha fatto il Pescara, che da tempo, no? Diciamo essere veramente wow, tornato in palla, decisamente in palla come inizio campionato. Ha avuto una fase di appannamento anche abbastanza lunga la squadra di Baldini, però quando è arrivato il momento delle gare che contano, ovvero quelle dei playoff, almeno fino a questo momento non ha sbagliato un colpo. Ok, ha dovuto soffrire un pochino col Catania solo per il fatto che era effettivamente sotto 1-2, ma l'1-2 l'ha preso al 96esimo, quindi è stata una sofferenza anche molto relativa. Poi ha demolito la Vispesaro e ieri l'ha fatto anche con il Cerignola 1-4 per l'appunto. Gare che si sono giocate alle 20. Il Pescara, tra l'altro, che al 7° minuto subito ha dovuto sostituire Pellacani con Letizia, ha disputato un'ultima mezz'ora veramente impressionante. Il Cerignola, devo dire la verità, non mi aveva fatto una grande impressione con l'Atalanta. All'andata anche abbastanza bene, ha sbagliato il rigore, parato da Vismara, la traversa, va bene, ok tutto, però al ritorno, a mio modo di vedere, l'Atalanta avrebbe sicuramente meritato anche con margine il passaggio del turno, perché ha creato di più, ha giocato meglio e poi ha pagato la sua inesperienza, la sua incapacità di gestire momenti di difficoltà. È normale, sono giovani, quindi gli va assolutamente concesso. Ieri infatti il Cerignola ha pagato, e come dazio al Pescara, che gliene date 4, doppietta di Meazzi tra 66esimo e 72esimo. Sì, ovviamente Meazzi lo voleva al Lecco a gennaio, non giocava mai, va detto, e è esploso letteralmente in questa fase finale della stagione. Sta facendo dei playoff assurdi. 0-3 di Tonin, che è altrettanto on fire in questo momento. Tanto era entrato un minuto prima, letteralmente aveva messo il piede in campo in quel momento e ha fatto il terzo. Ha accorciato Cupone all'86esimo e ancora Tonin all'88esimo. Io credo abbia chiuso il discorso qualificazione per la finale. Per me il Pescara era assolutamente la candidata numero 1 alla finale da quella parte del tabellone, e salvo tragedie, possono anche capitare, per avere tragedie nella gara di ritorno, quindi 0-4, perché con lo 0-3 al supplementare si va ai rigori. Il Pescara arriva dove non era riuscito ad arrivare nel 2023, quando venne fermato dal Foggia ai calci di rigore dopo il gol subito in pieno recupero. Super quindi la squadra di Baldini. Molto ma molto meno bella la partita tra Vicenza e Ternana. La Ternana nel primo tempo ha avuto un'occasione gigantesca per sbloccarla, per dare un colpo a questa partita. Non l'ha sfruttata, perché Cianci ha calciato addosso a Confente in uscita. Non era facilissimo, però era un 1 contro 1 laterale con Cianci che ha tirato di sinistro, quindi anche con un discreto specchio per poter calciare. Poi le squadre si sono rispettate, difese complessivamente pochi tiri, perché ne registriamo 15 totali, 9 per il Vicenza, 6 per la Ternana, e appunto al di là di quello che ho detto neanche abbiamo visto grandissime occasioni. Quindi le due squadre più equilibrate a mio modo di vedere di queste 4, e così è stato.
tanto equilibrio, tanto gioco spostato sulle fasce, tanti duelli individuali che si sono pareggiati e alla fine un pareggio fondamentalmente giusto che manda tutto avanti, rimanda il discorso qualificazione al libero liberati, dove si giocherà il 28, quindi giusto il tempo di alzare la testa, guardare dove si è, che poi è tempo di scendere nuovamente in campo. Si chiuderanno presto comunque i playoff di serie C, non come quelli di serie B che sono arrivati al loro rettilineo finale. Adesso facciamo anche un accenno. Ricordo l'accoppiamento per la finale: chi esce tra Audace Cerignola e Pescara e va in finale al ritorno in casa, perché la semifinale A e la semifinale A avrà il ritorno in casa. Negli ultimi 2 anni ha dato risposte importanti, perché negli ultimi 2 anni hanno vinto Carrarese e Lecco, ma in generale poi si vede la squadra di casa che alza il trofeo, alza la coppa davanti ai suoi tifosi. Serie B, faccio un accenno giusto perché ne abbiamo parlato recentemente: Cremonese Juve Stabia 3-0, secchissima vittoria della Cremo sulla grande sorpresa di questo campionato, con insomma soprattutto un'ultima mezz'ora in scioltezza. Spezia Catanzaro 2-1, quindi lo Spezia ha vinto all'andata, ha vinto anche il ritorno nonostante l'iniziale vantaggio del Catanzaro. Tra l'altro anche Buso ha giocato un largo spezzone di partita, partendo titolare, venendo sostituito all'inizio della ripresa. Quindi la finale sarà tra 2 squadre retrocesse in tempi recenti, retrocesse insieme: lo Spezia che retrocedette 2 anni fa allo spareggio con il Venezia sul campo neutro di Reggio Emilia, quello del Mapei però, e la Cremonese che invece retrocedette direttamente in Serie B, essendoci stata solo per una stagione. Il 1 giugno si saprà la terza promossa in Serie A. Lo Spezia è arrivato terzo, la Cremonese è arrivata quarta, quindi insomma, così come sta succedendo in Serie B, in Serie C ultimamente le teste di serie, o almeno quelle che hanno il ritorno in casa, stanno avendo maggior fortuna, stanno facendo il percorso migliore. Allora, il nostro Lecco ieri ha visto giocare l'Under 15. La nostra Under 15 ha fatto una cosa per me totalmente inaspettata. Ne ho parlato nel corso di questi ultimi appuntamenti. 1-5, vittoria straordinaria. Tra l'altro l'Albino Leffe era andato sopra con Vernile, poi messi in fila Giuliani, Terranova, Ariù, Valente e Leoni. 5 gol in fila che sanno tanto di qualificazione alla semifinale, che poi porterà eventualmente dritti verso la finale che si disputerà probabilmente nelle Marche. Quindi su questo argomento siamo abbastanza aggiornati, però bisogna vedere se Lecco avrà la forza, la capacità, la bravura di arrivare fin lì. Comunque vittoria straordinaria. Avevo presentato questa gara dicendo una cosa che confermo, ovvero che l'Albino Leffe era una compagine in grado di creare delle difficoltà. L'ha anche fatto per un certo periodo, però poi vi ricordo che il Lecco è una squadra che ha fatto 104 gol in questo campionato. 104 sono veramente tanti, ragazzi. La classifica della stagione regolare, 109 gol, non 104. La classifica della stagione regolare parlava di Lecco a 72 con 109 gol fatti e 34 subiti, un più 75 in termini di differenza reti. L'Albino Leffe sì era arrivato terzo dietro il Renate secondo, però ha fatto 93 gol e ne ha subiti 25, la miglior difesa con un più 68, altrettanto irreale in termini di differenza reti. Per questo dicevo che era proprio forse la peggior avversaria possibile, tra l'altro da trovare anche così presto. Il Lecco che dovrà confermare questo risultato, perché con i giovanili non sai mai cosa ti puoi aspettare. Ha fatto qualcosa di assolutamente straordinario, quindi complimenti per questa gara 1 a mister Alessandro Vicinanza Toscano e ai suoi ragazzi. Settimana prossima a Riga Monticepi ci sarà da confermare questo risultato parziale, farlo diventare definitivo e poi guadagnarsi un posto appunto per la semifinale di questo
campionato molto importante. Le altre gare hanno detto che Renate ha vinto in trasferta sul campo della Gian Erminio, ma di misura 1-2, che l'Ascoli ha battuto l'Avellino 2-1, che il Perugia, altra squadra accreditata, ha vinto 3-2 contro il Pescara in trasferta. Quindi un turno fortemente caratterizzato dal rendimento delle squadre che hanno giocato in trasferta. L'1 giugno, domenica prossima, per l'appunto, Avellino Ascoli, Lecco Albino Leffe, Perugia Pescara, Renate Gian Erminio. 3 gare su 4, tutte da vivere, tutte da giocare, tutte da seguire, più una che vedremo cosa ci regalerà, perché appunto sarà quella che riguarderà i giocatori blu celesti. Ne abbiamo parlato, trovate il nostro pezzo su lcnsport.it, dove insomma ieri anche il nostro ottimo Stefano Volatta si è giustamente scatenato con il basket, con la vela, con il rugby, che ha ottenuto una straordinaria e per un certo punto di vista anche inaspettata salvezza in Serie A, perché ha vinto 2 gare su 2 di questi play-out straordinari i leoni blu celesti, che hanno sofferto, morsicato tante volte l'osso, perché hanno perso un numero innumerevole di partite all'ultimo secondo. Un pochino di fortuna al Bione nella prima delle 2 gare di play-out, e adesso invece sono riusciti a ottenere questo straordinario risultato che dà ulteriore pregio a questa grande società fatta di matti veri, ma in grado di veramente portare il nome di Lecco molto in alto, tra l'altro con un modo di fare, di gestione veramente virtuoso, perché valorizza i suoi ragazzi che vengono prodotti nel settore giovanile. Quindi piccola nota a margine, no? Questa extra calcistica, però vabbè dai, ci stava. Sempre di blu celesti che vince si parla, quindi concedetemi per una volta tanto l'off topic. Sulla prima squadra io mi aspetto ancora una settimana di impasse. Ormai ho giocato la mia fish. Credo che fino all'iscrizione, fino alla fine dei playout, bene o male caschiamo in giorni abbastanza simili, vedremo succedere poco o nulla. Però c'è da stringere, almeno se non sui giocatori, e posso capire che in questo momento i calciatori tendano a tendere a aspettare e a farsi desiderare su altri argomenti. Ho già detto, no? C'è anche uno staff da finire di comporre sotto varie figure, quindi quello ci si può anche concentrare a definirlo. Però io dico sempre, tante volte è meglio un professionista in più di contorno, valido, ben pagato, piuttosto che un giocatore che magari ha delle qualità, paghi notevolmente o non poco, e però non è messo nelle condizioni di rendere. Questa è una cosa che dico da tanti anni e che, per dire, nell'epoca di Nugnana non è mai stata recepita, no? Si è sempre andati sull'istantimo, o dicasi anche a volte botte di. Io invece credo che sia giusto creare una struttura forte, che un giocatore medio su una struttura forte può crescere, e anche tanto. Un giocatore forte su una struttura mediocre tende a veder scendere le sue prestazioni. Ragionarci. Buona giornata a tutti, buon inizio di settimana a tutti, forza Lecco sempre.